tomba dei giganti, così chiamata dal detto popolare per le sue dimensioni, è un luogo di sepoltura collettiva e questa di su Monte Esape è stata realizzata in 2 fasi. La prima fu realizzata in epoca prenuragica che riguarda tutto il corridoio centrale, 1800-1600 a.C. Successivamente fu ampliata dai nuragici che vi aggiunsero dei lastroni a semicerchio per realizzare quella che oggi chiamiamo Tomba dei Giganti. Questo sito archeologico sorge nel comune di Olbia, ai piedi del rilievo collinare sul quale si erge il castello di Pedres. L'intera struttura è lunga 28 metri, per 6 di larghezza, mentre la galleria sepolcrale è lunga oltre 10 metri. Grazie a queste misure, quella di Monte Esape si può considerare una delle più grandi tombe dei giganti dell'isola.